Vai Politano però, Politano, e che cazzo, io ti difendo tutta la vita! Dai, Davide Massa, prima di tutto, bravo Davide, ve lo ricordate? Che bella la maglia azzurra, posso dirlo, è bello proprio vedere le squadre con le maglie loro, eccetera, eccetera. La panchina è un po' terrificante, ma dai. Ferguson lo deve seguire Rachmani, dai, bravo Neres, bravo Højlund. Vai Lang. Occhio Lang, occhio. Di qua ci aiuta un gol così, proprio per violenza. Va benissimo. Mettiamoci l'elmetto, voglio. Sarà dura. Guarda conta come si avvia da Olivero, vai sovrapponiti. È iscritto al canale. Bravo Nere. Vabbè. Bravo Højlund, fallo e qua cominciamo con i falli da ammonizione, eh? Come l'abbiamo battuto bene questo fallo di punizione. Bella palla, vai Lang. Svilar, segna Højlund. Apprezzo che Svilar ha continuato l'azione e mosta a terra perché il corpo l'ha preso. Si apprezza. Fammi vedere, si ha pigliato. Però, Beuke, ma anche tu, esagerazione. Hai preso una manata qua. Non esagerate. Che fastidio. Il Napoli non la lancia sempre. Se riusciamo a uscire da dietro, si fanno gli uno contro uno. Si è lanciato Beuke, ma perché ha recuperato lui il pallone. Il fatto che vi dicevo di buongiorno. Ma com'è bella l'analisi tattica. E Neres, buono. Bravo Dilo, bella palla. Vai Højlund. Eccolo. Uno spazio. Qua perché non hai tirato? Mi chiedo. Buono il passaggio per McTominay, ma perché un po' di egoismo? Poi abbiamo detto sei egoista. Forse era anche chiuso da Mancini. Ancora un fallo di Mancini su Lang. Ancora violenza che spinge tutti. A me sta piacendo il lavoro che fa Højlund, onestamente. Spalle alla porta, non è contro la hate. Se non ci fa fallo va in porta. Bello Nere su di Lorenzo. Mamma mia. Questa è una cosa. Quando si abbassa molto Cristante, dovendolo seguire McTominay, sparisce un saltatore a centrocampo per noi. Noi teniamo il pallone, cerchiamo di girarla, palla a terra, loro la sparacchiano un po' in avanti, devo dire. Bravo Højlund, bravissimo. Bravo Neres. Piglia, approfitta. Buon. Oliver il petto di Palumbo. Bravo Lobo. Puntalo, ha detto Conte. Bravo. Svilar. Altro fallo di Mancini su Lang. Indicaselo di... giocano così, che ti aspettavi qualcosa di diverso. Non cadete dal pero. Pellegrini Sulis. Mamma mia. Beuke, ma proprio l'hai lasciato andare. Bravo Rachmani. Niente. Di Lorenzo che ingarra il dribbling e Neres no. Strano. Vai Højlund, facciamo il contropiede, c'è Neres, bravo Højlund. Neres fino in fondo, alzala, sì, il contropiede. Che mi avevo detto. Ciao. Højlund assist, contropiede. Iscrivetevi al canale, abbiate pazienza, che io posso ripetere le cose 300 volte. E tu mettiti là che lo facciamo insieme. Non farci ridere Massa, perché inquadrano Massa. Perché la palla devi darla al Socios, dai. È un primo tempo bellissimo, io non so come finirà questa partita, però è un primo tempo di una goduria tattica, proprio tutte le cose, proprio bello. Io non lo so se è fisicamente possibile continuare a fare questa partita. Se continuiamo, l'importante è non fare errori. Bravo Olivera, vai Højlund, ancora un altro, sei diventato De Bruyne, Devo dire, con grande pulizia siamo comfortable nel passarci il pallone, capite? Cioè loro ci vengono addosso, noi la troviamo la linea di passaggio, non c'è problema. Continuiamo così. I Cammazzo rimbal. Bravo Rachmani. Vai Neres. Bravo Noah. Vattene. Bravissimo.
Ah, Neres, peccato, va bene. Højlund adorabile, Lang adorabile, Neres quasi. Fuori gioco, dove? Dove? Netto. Quanti falli hanno fatto questi? Devo vedere. Ne porta solo 5. Non ci credo. Dati non mentono. Occhio, occhio. Occhio, occhio. Occhio, occhio. Sule, fuori, fuori. D'altra parte io Osvilar l'ho messo. Ho messo anche Sule. E anche Ferg, perché poi tutti i fantacalcio ho messo tutta la Roma. Proprio per... Ho messo Selic, non vi preoccupate proprio. Anzi, invece di preoccuparvi, iscrivetevi al canale che domani ci sarà un'analisi proprio bellissima, a prescindere dal risultato, e lasciate il like qua. Dai! Vi prego, vi scongiuro. Mo che è entrato Baldanzi, Lobotka il doppio lavoro, già sai. Bravo Scott. Bravo Lobo. Oh, che goduria. Se ne va Gasperini, si è arrabbiato. Noi facciamo la pressione. Se solo sfruttassimo i calci d'angolo. Schema. Troppo sul portiere, bravi però. Dove l'ha battuto questa? Bravo Beukema. Bravo Scott. È arrivato il giallo, dai. Il primo. No, la caviglia di Scott no, ai tacchetti proprio la scarpesiata. Fa male, fa male. Questo proprio tendine d'Achille, proprio polpaccio, tallone, tutto. Qua è in ritardo di Lorenzo, su Mancini. Con me cascate male, io le dico tutte le cose. Cascate proprio dal pero male. Boh, voi direte, ma perché boh, la Roma tira la palla, noi ci siamo abbassati? No, è che la Roma sta facendo più possesso e la sta buttando di meno. Vai Lang! Højlund! Ah, bravino! Bravo Svilar. Bravo Beukema! Bravo Lang. Sì. A panchina. Solé l'abbiamo rovinato. Andiamo avanti. Bravo Di Lorenzo. Ah! Continua. Bravo Lobotka. Giallo, giusto, perfetto. Beh, bravissimo. Piglia Neres. Bravo Lobo. Di Lorenzo, non dobbiamo perdere più i duelli però. Dai, uno ti è costato il giallo di Lobotka, questo ti è costato questo fallo di Neres. A chi l'hai dato su giallo? Perché a Beukema? Che c'entrava Beukema? Bravo Scott. Fallo su Neres qua. Fallo al 100%. Vabbè. Stiamo buttando noi adesso un po' troppo. Che cannone che tiene Savic al posto dei piedi. Ma tutte e due, anche col sinistro. Bravo Rackman. Per me poteva uscire anche Neres, invece di Lang, perché l'ho visto che la benzina sta finendo. Io capisco volessi mantenere il Neres che può scattare in contropiede come era scattato, però non lo so se ne ha ancora. Ma è Politano però, Politano, e che cazzo, io ti difendo tutta la vita! No, così no, Bravo, buongiorno, vai! Ah, Neres, alzala. No, Leziosi qua. Su questo contrattacco, Leziosi. Bravo Rachmani. Se è brutto fallo di Baldanzi. Bravo Di Lorenzo. Questo di Hermoso l'abbraccio da dietro è giallo, Cioè non c'è proprio dubbio. Questo è un errore tecnico. Bravo Politano, vattene. Politano. Accetto il tiro. Vedi che il Lobo sta più basso perché tiene uno sguardo anche a Baldanzi e Koné c'ha più libertà. Aiuto. Chi è che deve fare quel lavoro su Koné? Politano. Pellegrini alto. Conte, io capisco gli equilibri, ma io li vedo un po' tutti stanchi. Spina, Elmas, secondo me è normale mettere Elmas al posto di Højlund, se avete capito il lavoro che ha dovuto fare Højlund, Lucca non lo può proprio fare. Ecco perché non ha cambiato i centrocampisti prima, perché Elmas lo voleva utilizzare così. Dai. Anche se adesso ha messo Neres punta, Elmas a sinistra, quindi ci deve andare Neres a fare il lavoro su un DK. Shaarawy. Pasquale aumenta, ho sentito, quindi vuol dire che sta per entrare Mazzocchi. Neres nel primo tempo te lo saresti fumato, handicap. Ma mo' è impossibile. La mia Bailey, da dove è uscito? Politano ha chiesto il cambio per qualcuno e Neres, ma era normale, non ce la fa più, basta. Speriamo che è solo stanchezza. Dai Lucca, dai. Bravo Di Lorenzo.
Boh, ci siamo abbassati troppo, non manteniamo più gli accoppiamenti. No! Ma Milinkovic-Savic! Oh, bravissimo! 6 minuti. Vabbè, ma dategli direttamente il gol, Bravo Di Lorenzo, bravo, bella partita. Bravo Olivera! Vai Elmas. Olivera, ma perché inciampi sul pallone solo tu? Ma dai! Mettila Luca, bravo, mettila, non la perdere, Bravo Polità. El Shaarawy, giallo. Bravo McTominay, Luca, piede sta palla. Bravo Elmas. Bravo Lobotka. Che comaro. Io tra l'altro lo so che sono 3 minuti in ritardo e che se guardassi il telefono sarebbe già finita. Ma devo morire insieme a voi, devo... Luca, stai attento ai fuorigioco. Bravo Olivera. Mi piace sto giallo, mi piace. Capo, ha pigliato la palla, no? Un giallo di garra. Salito sfilato, ecco qua. Uè, non c'è nessuno in porta, Politano. Ed è finito. Guarda quanto sta triste questo telecronista. Mamma mia. Vi amo. Lasciate 1926 like, non sono abbastanza. Avete vinto la Champions League? No, è l'importanza di come hai studiato questa partita e di come l'hai messa in pratica. Iscrivetevi al canale, vai. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita